Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Bene, siamo qui con il presidente regionale della Confartigianato Imprese, Tilatti Graziano. Dottor Tilatti, dunque avete fatto la 35esima indagine sulla congiuntura appunto dell'artigianato della provincia di Udine, perché lei è anche responsabile appunto della provincia di Udine. Quali sono i dati salienti, presidente? I dati salienti sono la tenuta della tenuta del numero delle aziende, in questo momento abbastanza delicato, la tenuta del fatturato, la tenuta dell'occupazione, del numero degli occupati e questi sono i dati positivi che emergono da questa semestrale presentata oggi, per quanto riguarda i dati del mondo artigiano, uniti ad alcune preoccupazioni, diciamo che sono quelle dell'aumento dei costi delle materie prime, l'aumento dei costi energetici, l'aumento del costo del denaro, dei finanziamenti e l'impossibilità a trovare figure professionali. Questo è il problema più rilevante di questo ultimo periodo, perché a fronte di una aumentata richiesta di lavori, di fornitura di servizi, abbiamo una diminuita disponibilità di risorse umane. Credo che questo fa il paio anche con quanto è l'appello lanciato dal nostro segretario nazionale, in cui si denuncia l'impossibilità o l'incapacità di trovare dei validi collaboratori che sostituiscano quelli che stanno piano piano andando in pensione. Cioè questa carenza di manodopera non rende, è un dato negativo per il sistema del Confartigianato, mette in difficoltà il sistema delle imprese, ma mette sicuramente in difficoltà anche il sistema paese, perché senza queste persone non ci sono le manutenzioni nelle fabbriche, negli alberghi, nelle cliniche, negli ospedali, e quindi... Però, Presidente, c'è sempre la fiducia molto forte nella competitività dell'artigianato, no? Che rimane un polmone essenziale per la nostra economia. Beh, credo che questo è un polmone essenziale, c'è sempre la fiducia, e questo è il dato che emerge in modo più marcato, e devo dire che in questi ultimi 20 anni il mondo artigiano, ma non solo in questi ultimi 20 anni, è innovativo nella sua capacità di resilienza. Ad ogni crisi riesce a rispondere, a dare delle risposte immediate e che poi si consolidano nel corso del tempo. Ecco, credo che questi sono gli aspetti positivi di questo nostro sistema, che si scontrano con difficoltà, ma che queste difficoltà il sistema nostro ha trovato sempre le soluzioni per uscirne alla grande. Quindi Friuli, diciamo così, che può sperare in una ripresa, insomma, buona, insomma, una tenuta buona in sostanza. No, il sistema Friuli Venezia Giulia, perché oggi qui alla conferenza stampa era a fianco a me il presidente di Trieste, ma anche in veste di vicepresidente della federazione regionale, oggi era qui per testimoniare questa grande capacità di resistenza e dare il sentiment di Trieste, che Trieste è quella che ha il dato positivo, il saldo positivo tra natalità e mortalità nella regione. Quindi ancora un elemento, diciamo, che di positivo per guardare al futuro, tenendo conto con un invito alle autorità a fare delle politiche, a aiutarci
o mettere in essere tutte quelle politiche che inducano le persone, dopo aver fatto un percorso scolastico sia di livello di scuole medie superiori, ma anche di livello di diploma universitario, ad intraprendere, a mettersi in proprio e a mettersi in discussione. Ecco, le iscrizioni all'artigianato proseguono, no? Perché mi pare che l'innervatura, diciamo così, è molto buona. Ecco, secondo lei l'assestamento di bilancio della Regione ha risposto un po' a queste attese? Perché in qualche modo noi viaggiamo insieme, no? Con Regione, industria e l'artigianato. La Regione ha delle competenze cosiddette legislative primarie o concorrenti con lo Stato, e quindi le politiche che riguardano tutta l'attività di sviluppo e di promozione dell'artigianato sono in capo alla Regione. Nelle variazioni di bilancio abbiamo trovato diverse disponibilità di fondi per aiutare queste imprese a innovare, per aiutare queste imprese a fare dei percorsi non solo di innovazione ma anche di formazione e di trasformazione green e ecologica. Quindi credo che le due cose marcino in sintonia. Quello che noi stiamo insistendo e chiedendo alla Regione, ma non solo alla Regione, perché qui ci deve essere un'azione combinata fra Stato e Regioni, è quella di porre in essere una politica sulla natalità demografica sin da subito, perché per poter poi contrastare quel dato demografico che è negativo. Se oggi ci impegniamo su questa le due istituzioni unite alla nostra istituzione che è Confartigianato, troviamo delle soluzioni, avremo i primi risultati circa fra 20 anni. Quindi è importante porre in essere oggi delle misure a salvaguardia anche del dato demografico. Ecco, Presidente, per concludere, un comparto su tutti, la performance più alta? E la performance più alta, i comparti che hanno dato una migliore performance sono l'autotrasporto, ed era immaginabile perché purtroppo la distribuzione di tutte le merci avviene sulla gomma, e quindi ha segnato una crescita di più 6,5. Continua a tenere il comparto delle costruzioni, ma anche se in leggera flessione, siamo intorno al 4,5%, e tutti i settori, ad eccezione di quello dei servizi alle persone, che ha segnato un forte calo, un meno 7%. Diciamo che i comparti tradizionali, ecco, il servizio alle persone e il manifatturiero hanno segnato dei risultati leggermente negativi, mentre gli altri hanno tenuto e altri hanno performato, come abbiamo detto, per quanto riguarda i trasporti. Bene, un consiglio ai giovani per chiudere? Ma un invito ai giovani, scegliere la formazione, avere una preparazione scolastica che va anche di livello universitario, poi accettare la sfida dell'autoimprenditorialità e realizzare con la disponibilità a mettersi in gioco e a creare a fare l'artigiano prima, ad aprire la propria attività e poi a svilupparla, perché credo che in questo contesto ci sia spazio per avere delle soddisfazioni di carattere personale, ma anche di carattere economico. Bene Presidente, grazie e buon lavoro. Grazie a voi.